La Romulea per difendere il primato del campionato, la Vigor per i playoff. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti al Campo Roma. Va in scena la 19ª giornata del Girone A. Iannone prende bene il pallone e poi punta. Iannone va col mancino, Mauro la tiene lì. Anconitano dalla destra, serve bene verso il centro del campo. Baldoni che se la sposta sul mancino e carica la conclusione. Ancora Mauro, perfetto. Beco, controllo così e così della sfera. Allora Ciampi ne approfitta. Ciampi lancia in verticale Iannone. Iannone, Mauro! Occasionissima per la Vigor. Corner corto per la Romulea. Valentini, cross in mezzo. Beco, Montagnini ci mette la mano. 15° minuto sul cronometro della ripresa. Valentini punta l'avversario. Valentini conclude, risponde al portiere e poi Giovannetti è il più rapido a ribadire in rete l'1-0. Passa avanti la Romulea. Palla in verticale per Giacomel. Giacomel entra dentro l'area di rigore, viene atterrato da Onofri ed è calcio di rigore. Rigore per la Vigor per Conti. Giacomel contro Mauro. Parte Giacomel, Mauro ci arriva ma non può negare l'1-1, parità al 17°. Calcabrini ha un po' di spazio, carica la botta, Mauro la tiene lì e poi Torchito fa 1-2, la ribalta la Vigor per Conti. Calcio d'angolo per i padroni di casa. Arriva il cross sul secondo palo, c'è la Torre, poi libera così e così la difesa della Vigor, pallone che viene rimesso in mezzo per Campagnano che con il piattone fa 2-2, ancora parità al Campo Roma. Marchito, Daniello, stop, si gira Daniello, Montagnini. 43° minuto. Iannone cross in mezzo, libera la difesa della Romulea, poi non stoppa bene Giacomella, poi libera ancora la difesa. Calcabrini, stop e calcio a traversa! Si salva la Romulea! Finisce qui, è 2-2 tra Romulea e Vigor per Conti.